Autopsia shock sul corpo di Alex Marangon, l'ipotesi di reato diventa quella di omicidio volontario. Procura e famiglia hanno pochi dubbi su un'aggressione da parte di più persone per spirito di pietà. Chissà parli, dicono da Marcon. Borgorico sequestra una connazionale di 26 anni, il figlioletto di 5. In un drammatico audio la richiesta di aiuto del marito di lei ai carabinieri che intercettano l'auto in fuga e arrestano a Trento lo stalker. 3 morti in montagna in 24 ore. La vittima più giovane, un 28enne friulano caduto in un dirupo, è morto a Tambre, ad Alleghe. 68enne perde la vita passeggiando con il cane. Virale in poche ore la notizia diffusa dalla stampa israeliana del presunto messaggio antisemita rivolto a una famiglia ebrea dal gestore di un B&B di San Vito: potete stare nel forno a gas. Lady Pickpocket scampata a una spedizione punitiva da parte di un comando di borseggiatori dopo averli smascherati. Ieri sera nuovo raid ai danni dell'ennesima turista. Il video. Al Bianchi in Veneto i saldi estivi, parlano clienti e negozianti. Per Confcommercio regionale ogni famiglia spenderà in media 220 euro. Dopo Venezia e Verona, Papa Francesco ritorna nel nord-est. Domani l'attesa visita a Trieste che Antenna 3 seguirà in diretta a partire dalle 7. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto e con gli ultimi aggiornamenti dopo l'autopsia shock sul corpo del giovane Alex Marangon. La procura di Treviso indaga ora per omicidio volontario. Sia la procura che la famiglia sono convinti che Alex sia stato aggredito e picchiato da più persone e da Marcon, la sua città di origine. Tutti chiedono chiarezza. Per spirito di pietà, chissà parli, è l'appello dei familiari. Paluca. Sono chiusi nel loro dolore nell'appartamento di via Montegrappa a Marcon i genitori e i familiari di Alex Marangon dopo una settimana segnata dall'angoscia delle ricerche e dallo strazio del ritrovamento del cadavere a Ciano del Montello, con l'autopsia sul 25enne che ha impresso una nuova svolta al corso delle indagini. Da morte conseguenza di altro reato il fascicolo si aggiorna a omicidio volontario, la peggiore delle ipotesi, quella sussurrata in tutti questi giorni. Al momento si procede contro ignoti, confermano dalla Procura della Repubblica di Treviso, pronta a risentire le persone che sabato scorso erano presenti al rito sciamanico all'interno dell'abbazia di Vidora, circa una ventina. A loro si rivolge proprio la famiglia di Alex attraverso l'avvocato Nicodemo Gentile. Più persone sanno quello che è successo, per spirito di pietà parlate, l'appello dei familiari che non hanno dubbi sull'aggressione definita potente e sfuggente. Morte violenta quindi e non accidentale, secondo gli inquirenti. Difficile procurarsi tutte quelle ferite con una sola caduta o un rotolamento, per quanto rovinosi. Asfissia terminale d'annegamento in un soggetto che da vivo aveva già subito delle lesioni. Il quadro emerso dall'esame: in pratica Alex è caduto nelle acque del Piave in fin di vita con un'emorragia interna e uno sversamento di sangue consistente in corso. Oltre al torace e allo sfondamento parziale del cranio, lesioni sono state riscontrate ai fianchi e sulla schiena, uno scenario compatibile con un'aggressione particolarmente violenta anche da parte di più persone e l'utilizzo di un corpo contundente. Nuovi sopralluoghi verranno effettuati dai carabinieri in tutta l'area interessata a partire proprio dall'abbazia e i suoi dintorni. Si deve fare luce su quella maledetta notte di una settimana fa, quella chiarezza che a Marcon chiedono tutti. Che ci sia giustizia, che si vada a verificare quello che è successo veramente. Ci lascia un po' sbigottiti. Chiarezza, certo, che discorsi ovvio. Speriamo bene che si riesca a capire cosa è successo, perché a quanto so era un bravo ragazzo. Ed è giusto far chiarezza, perché queste cose è giusto che ci sia le medicine alternative, tutto quanto, però penso che ci sia bisogno di dei limiti. L'ho visto nascere, 50 anni che sono a Marcon. L'ho visto nascere, anche coi piedi chiediamo chiarezza. Ne ha diritto, povero ragazzo. Questo dunque il sentimento. Ora andiamo a un'altra vicenda davvero inquietante. Una mamma e il suo bambino di 5 anni residenti a Borgorico sequestrati da un 33enne albanese mentre stavano andando a scuola. I carabinieri mobilitati da Padova, Treviso e Vicenza sono riusciti a fermare la fuga dell'uomo che era già arrivato in Trentino. Pronto, buongiorno. Sono andato via da casa perché mi ha chiamato in diretta, mia moglie ha un coltello sulla gola, il bambino da dietro, mi ha detto di richiamare e di dirle che mi sono sbagliato, che va tutto bene, è vicino a casa in teoria,
però vi sta controllando, se vede i carabinieri o qualcosa uccide mia moglie e il bambino. Ho capito, ascolti, ma dove si trova sua moglie adesso? Non ho la minima idea, è in macchina con lui. La voce disperata di un uomo che ha scoperto che la moglie è appena stata rapita insieme al figlio di 5 anni inizia con questa telefonata ai carabinieri di Cittadella venerdì mattina, la storia di un sequestro lampo che per fortuna si è risolta in 4 ore con un salvataggio, ma che avrebbe potuto avere esiti ben peggiori se l'intervento dei carabinieri non fosse stato immediato. All'altro capo del telefono l'appuntato Pistore capisce subito l'emergenza e fa scattare l'allarme. Ho deciso di farmi dare il numero di telefono della moglie e chiamarla direttamente. Lei rispondeva, però da quello che raccontava di dove si trovava non quadrava la situazione e mi ha fatto subito scattare il campanello d'allarme, perché poi ho sentito anche la voce del bambino. A Borgorico una mamma di 26 anni è stata sequestrata insieme al figlio mentre stava uscendo di casa per portarlo all'asilo, legata con delle fascette di plastica, minacciata con un coltello, caricata nella sua auto con violenza da un 33enne albanese con cui aveva avuto in passato una relazione. L'uomo non si era mai arreso alla fine della storia e aveva continuato a perseguitarla nonostante lei si fosse rifatta una vita. L'uomo Tari Ardair, 33enne, barbiere di Silea, era uscito dal carcere di Treviso lo scorso 1° maggio dopo una condanna per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della 26enne. Aveva anche un divieto di avvicinamento, ma questo non gli ha impedito di mettere in atto il suo piano criminale. La fuga è scattata immediatamente verso il Trentino. Nel frattempo i carabinieri di Cittadella, Padova, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Borgo Valsugana avevano diramato le ricerche grazie al controllo del cellulare della donna e della targa della sua auto utilizzata dal rapitore. Durante il tragitto purtroppo abbiamo vissuto anche noi momenti molto drammatici, abbiamo temuto per la vita della signora, perché l'indagato continuava a dire che se avesse visto i carabinieri in uniforme avrebbe ammazzato la signora e le avrebbe fatto fare la stessa fine di Giulia Cecchettin. Il 33enne aveva anche dato un appuntamento al marito della donna a Grigno, in provincia di Trento. L'uomo doveva farsi trovare con le mani legate al volante in una piazzola di sosta di una strada che costeggia la Valsugana. Le auto di entrambi però erano seguite dai carabinieri in borghese che appena hanno visto fermarsi la macchina del rapitore hanno aperto lo sportello, lo hanno immobilizzato, disarmato e arrestato. Sotto shock ma incolumi madre e figlio, il piccolo emozionato ha abbracciato i militari. Il figlioletto ha detto alla mamma: vedi mamma, dice che i carabinieri sono come Spider-Man e hanno arrestato il cattivo. Ecco, questa è una cosa che per l'anno dei carabinieri è bellissima. Il bambino per tutta la notte ha dormito in braccio ai carabinieri. Tari Ardair invece è stato portato in carcere a Trento. L'uomo aveva pianificato tutto nella sua auto lasciata a Borgorico. I carabinieri hanno sequestrato altre fascette di plastica, una mazza da baseball e arnesi da scasso. Questo l'epilogo. Allora andiamo in montagna adesso. Ci sono state 3 vittime nelle ultime 24 ore. Il turista tedesco di cui vi abbiamo già dato conto ieri sera, ritrovato dopo alcuni giorni di ricerche, e è la vittima più giovane, è un 28enne invece friulano di Maniago, Mattia Beltrame, morto in seguito a una caduta sul Cimon di Palatina. Grave incidente mortale in montagna. Un escursionista di 28 anni, Mattia Beltrame di Maniago, è deceduto per le gravissime ferite riportate in seguito ad una caduta avvenuta sotto il Cimon di Palatina, nei pressi di Forcella Colombera. L'incidente è risultato purtroppo fatale per lo sfortunato escursionista, è avvenuto attorno ai 2000 metri di quota nel territorio di Tambre, in provincia di Belluno. L'allarme era scattato la scorsa notte, lanciato dai familiari del ragazzo che, non vedendolo rientrare a casa, si sono preoccupati contattando subito i soccorsi. Le ricerche sono scattate a mezzanotte quando si sono mossi gli uomini delle stazioni del soccorso alpino di Pordenone, Maniago e dell'Alpago, sperando di trovare l'escursionista friulano nella zona a cavallo tra le 2 regioni, visto che la sua automobile è stata ritrovata in Piancavallo e che lui stesso aveva annunciato di voler seguire un itinerario su questi sentieri. A quel punto i soccorritori si sono messi contemporaneamente all'opera dal versante friulano e da quello veneto, finché il corpo senza vita è stato ritrovato in un dirupo. L'altra tragedia nella notte a Maserè, in comune di Alleghe, un 68enne carabiniere rocciatore in pensione è ruzzolato lungo il sentiero che stava percorrendo con il suo cane, perdendo la vita.
Stava passeggiando in compagnia del suo cane, Pier Giorgio Adami, 68enne di Canale d'Agordo, che ieri sera non è rientrato a casa. L'allarme è arrivato dalla famiglia attorno alle 23, con la mobilitazione delle squadre del soccorso alpino di Alleghe e dei vigili del fuoco, che si sono subito dirette in una zona che l'uomo, profondo conoscitore della montagna, frequentava abitualmente, il sentiero che da Masarè sale verso Casera Cesamata. Sul posto i soccorritori hanno subito individuato l'auto dell'uomo, per poi inerpicarsi lungo il sentiero per la perlustrazione fino ai 1500 metri di quota, dove hanno sentito l'abbaio del cane provenire da un canale un'ottantina di metri sotto alla traccia. È lì che l'uomo è malauguratamente ruzzolato per cause che restano sconosciute, perdendo la vita, con il cane ancora intento a proteggerlo dall'avvicinarsi dei soccorritori, tanto da richiedere l'intervento di un conduttore di un'unità cinofila del soccorso alpino di Livinallongo, che si è adoperato per conquistarne la fiducia affinché la salma potesse infine essere recuperata con l'intervento dell'elicottero del SUEM e trasportata a valle. Adami lascia la moglie, i 2 figli e 3 fratelli, oltre a un vuoto incolmabile nella sua comunità, dalla quale era molto amato e rispettato. Lavorava con me, faceva il maestro di sci qui a Falcade e è sempre stato un grande ed apprezzato professionista, un profondo conoscitore della montagna sia invernale che estiva e amante della montagna, oltre che essere una bella persona, insomma, ecco. Oltre ad essere maestro di sci, Adami contava un'esperienza ultra trentennale nel gruppo rocciatori dei Carabinieri di Selva di Val Gardena, una famiglia di sportivi e di alpinisti la sua, tutti amanti e frequentatori esperti della montagna, con cui aveva condiviso anche la gestione del rifugio Mulaz in comune di Falcade e un'attività di commercio nel settore dell'equipaggiamento sportivo. La comunità dell'Agordino piange oggi la scomparsa di un padre e un marito, di un collega e di un amico. Stamattina ho dato io un po' la notizia ai miei colleghi e sono stati tutti sconvolti. Pensi che accada a gente che non è capace di frequentare la montagna, invece alla fine dei conti succede a tutti quanti. Rimaniamo in montagna perché è diventata virale in poche ore la notizia diffusa da una testata giornalistica israeliana riguardo al diniego da parte di un B&B di San Vito di Cadore a una famiglia ebrea che aveva avanzato una prenotazione. Potete stare nel forno a gas, la risposta che avrebbero ricevuto. La notizia è così eclatante che io stento a credere che sia vera, perché in tanti anni non ho mai sentito, non solo tra gli esercenti che hanno invece l'interesse contrario a far sfuggire la gente, ma anche dai cittadini normali, una frase di questo tipo. Quindi veramente la cosa mi lascia sconvolto ma anche incredulo. Smorza i toni il primo cittadino di San Vito di Cadore in merito alla notizia pubblicata su una testata online israeliana è diventata virale nel giro di poche ore. La denuncia dell'incredibile: una famiglia israeliana si sarebbe vista rispondere ad una richiesta di prenotazione presso una struttura ricettiva privata nel comune della Valle del Boite con un messaggio scritto in ebraico che inneggerebbe a un contenuto razziale e antisemita, letteralmente potete stare nel forno a gas. Per De Bon il quadro pare quanto mai sconcertante e sono stati subito avviati gli accertamenti del caso per verificare in primo luogo la veridicità di quanto riportato e in seguito avviare le eventuali indagini per identificare il presunto locatore autore del misfatto. Abbiamo incaricato subito l'assessore dei servizi di polizia locale di fare tutte le indagini conseguenti e quindi lui si è recato sia dalla polizia postale che dalla Digos per informarli meglio su questo, per offrire ovviamente tutta la nostra collaborazione qualora fosse necessario per fare le indagini conseguenti. Lorenzo sarebbe questo il nome riportato sulla testata israeliana del proprietario dell'appartamento, che evidentemente dopo aver verificato la provenienza dei suoi clienti ne avrebbe rigettato la prenotazione allegando il messaggio antisemita scritto verosimilmente con l'aiuto di un traduttore online. Sotto shock il padre della famiglia di 5 persone che ha effettuato la richiesta di prenotazione e che ha preferito rimanere anonimo. Viaggiamo molto e ovunque ci raccomandano come ospiti molto puliti e ordinati, ha riferito l'uomo, lamentando l'intolleranza e indisponibilità che si accompagnano ad un odio immotivato e irrazionale.
Per il primo cittadino una fattispecie quasi inverosimile nella sua comunità, che al contrario si sta adoperando con interventi strutturali per garantire un'accessibilità quanto più possibile aperta a ogni tipo di sensibilità personale o religiosa. Ho visitato anche recentemente delle strutture locali qui a San Vito che addirittura fanno l'esatto contrario, nel senso che hanno adeguato ad esempio la loro spa a sensibilità diverse, per cui persone che hanno determinate usanze vengono garantite nella loro intimità con rispetto ad altre. Andiamo a Venezia, dove Monica Poli, lady pickpocket, è scampata a una spedizione punitiva da parte di un comando di borseggiatori dopo averli smascherati. E ieri sera nuovo raid ai danni dell'ennesima turista. Vediamo il video. Ecco il borseggio all'imbarcadero dell'Accademia a Venezia, ripreso in diretta ieri sera alle 22:30 da un residente. Rivediamolo. Il borseggiatore, camicia bianca e pantaloncini neri, adocchia la sua preda ed entra in azione. La insegue, si pone dietro di lei. È l'ennesima turista da depredare. Le apre lo zaino giallo e indisturbato, si appropria del portafogli viola. Non è da solo. A fargli da spalla e da palo altri 3 complici, di cui uno vestito allo stesso modo e un altro che con zainetto beige simula di essere a sua volta un turista. Sono in 4, tutti alti e di corporatura ben robusta. La turista non si è ancora accorta di nulla, mentre la banda di borseggiatori se ne va senza problemi con l'ennesimo bottino, a conclusione forse di giornata. Banda che Monica Poli, per tutti lady pickpocket, conosce bene, ma purtroppo anche lei è conosciuta dagli stessi. Giovedì scorso è scampata la spedizione punitiva di un comando di borseggiatori, uomini e donne, dopo che li aveva smascherati nel corso dell'ennesimo furto, finito in rapina, dopo che la vittima di turno ha pure avuto diversi giorni di prognosi a causa dello spray al peperoncino spruzzatole in faccia dai malviventi. Purtroppo sono sempre più frequenti le aggressioni da parte di queste bande, sia nei confronti di turisti e sia nei confronti nostri, dei cittadini, e soprattutto ultimamente nei miei confronti. È tempo che il ministro Nordio su questa tematica intervenga. La sicurezza è una priorità. È giusto che si ritorni alla procedibilità d'ufficio e alla certezza della pena, non si può più aspettare. Voltiamo pagina, lasciamo la cronaca. Primo fine settimana di luglio e anche in Veneto iniziano i saldi. Grandi compere per l'estate che è iniziata tardi, al via anche in Veneto come in tutta Italia i saldi estivi, corsa nei negozi alla ricerca del capo di abbigliamento, delle calzature a prezzo scontato. Secondo le stime del centro studi di Confcommercio, quest'estate ogni famiglia spenderà in media 220 euro per un giro d'affari che supera i 3 miliardi. Padova, città ricca di negozi, è in linea con la media nazionale. 220 euro a famiglia è il dato nazionale, noi l'abbiamo leggermente abbassato su delle zone, soprattutto di Padova, a causa della difficoltà di arrivare su Padova, a 170 euro, però siamo fiduciosi che siamo stati un po' bassi come dato e andremo secondo il nostro ufficio studi andremo ai 200 euro a famiglia per i consumi sui saldi. La stagione finora è partita con lentezza a causa del meteo e delle temperature che fino a qualche settimana fa di certo non invogliavano l'acquisto estivo. La speranza per gli esercenti è che le svendite possano contribuire a dare una spinta al commercio, soprattutto ai negozi più piccoli. È sicuramente un dato positivo finalmente, perché abbiamo avuto da marzo, aprile, maggio, giugno dei mesi estremamente piovosi e con fatica di acquistare un prodotto estivo. Quindi il consumatore quest'anno, bene per lui, troverà i negozi ben assortiti e con dei sconti importanti sulla merce. Come ogni anno le associazioni di categoria avvertono la clientela di prestare attenzione per evitare di incappare in qualche truffa con finti prezzi ribassati. Ecco i consigli.
Sicuramente acquistare nei negozi di fiducia, nei negozi sotto casa e nei negozi fisici, perché il saldi è il momento proprio di acquistare in questo tipo di negozi, perché si ha la certezza del prezzo. Quindi noi dai mesi prima, se abbiamo controllato magari una giacca, un abito, il prezzo di cartellino vero, e andiamo a vedere nei saldi a quanto, fisicamente nei saldi a quanto riusciamo a realizzare. Al contrario nell'online, che c'è una formula che cambia sempre, ogni minuto viene cambiato il prezzo, quindi è difficile capire quant'è la vera percentuale di sconto. Veniamo alla visita di Papa Francesco a Trieste, prevista per domani a conclusione della settimana sociale dei cattolici. Verrà trasmessa integralmente a partire dalle 7 del mattino, dunque appuntamento a domani dalla nostra emittente. Una giornata in diretta per seguire la visita di Papa Francesco a Trieste in occasione della settimana sociale dei cattolici in Italia. Sulla nostra emittente si partirà già alle 7 di domenica 7 luglio per raccontare l'arrivo, il percorso, gli incontri, l'abbraccio con la città e la messa in Piazza dell'Unità d'Italia, in un capoluogo regionale in festa per il Santo Padre. 4 truppe in collegamento con lo studio, dove il vice direttore del gruppo Media Nord-Est Ferdinando Avarino condurrà la diretta, che si avvarrà anche del collegamento via satellite della TV del Vaticano per non perdere nemmeno un istante della visita del Papa nella città della Bora. Domenica mattina Jorge Maria Bergoglio arriverà e ripartirà in elicottero. L'atterraggio è previsto alle 8 in Portovecchio, nelle vicinanze del Convention Center, dove sarà accolto dall'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dall'arcivescovo di Catania Luigi Renna, presidente del comitato organizzatore, e dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi. Qui il Santo Padre terrà un discorso. Al termine incontrerà privatamente 3 gruppi di persone, rappresentanti delle diverse comunità religiose della città, una cinquantina tra accademici e studenti dell'Ateneo Triestino e un terzo gruppo composto da persone con disabilità e migranti. Poco dopo le 10 il trasferimento a bordo della Papa Mobile verso Piazza Unità, ancora da stabilire l'itinerario che deve essere scelto in base a criteri di sicurezza, tra le opzioni il transito lungo Viale Miramare o la nuova bretella del Portovecchio, quindi la messa sul palco di Piazza Unità e l'Angelus. Esauriti da giorni gli 8.000 posti a sedere. Al termine della celebrazione, verso le 12:30, Papa Francesco si sposterà verso il Molo IV, dove dopo il saluto alle autorità risalirà sull'elicottero per tornare in Vaticano. Per seguire tutta la giornata basta accendere la TV sulla nostra emittente, a tutto il resto pensiamo noi. È tutto per questa edizione, non perdetevi, allora lo avete sentito, domani dalle 7 la diretta di Papa Francesco a Trieste, tra poco l'edizione di Venezia, arrivederci.